Il sostegno politico del nuovo centrodestra al Partito Democratico e al governo Crocetta. I 5 Stelle gridano all'inciuccio. La replica dei diretti interessati. Gero Miccichè. Si scrive collaborazione, si legge vergognoso inciucio. Il Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale commenta così l'apertura del nuovo centrodestra al governo Crocetta e aggiunge: è l'ennesimo episodio di un'eterna farsa in cui è soprattutto il Partito Democratico a rimetterci gli ultimi brandelli di credibilità e i siciliani le penne. Infatti, mentre la Sicilia affoga nei debiti e senza alcuna prospettiva all'orizzonte, sottolinea il capogruppo all'Ars Giorgio Ciaccio, il governo continua a cercare puntelli per continuare a vivacchiare, anziché cercare di risolvere i problemi delle aziende, dei lavoratori e dei giovani. Ora ci sarà da vedere le contropartite che arriveranno a NCD e già se ne intravede chiaramente una: la commissione bilancio a Vinciullo. Vedremo in seguito cosa fiorirà nei posti di sottogoverno. E Giancarlo Cancelleri rilancia: quello che ci chiediamo è come possano gli elettori del Partito Democratico continuare a sopportare cose del genere. A tutto c'è un limite e questo partito li ha nettamente superati tutti. Crocetta sta dimostrando che pur di restare a galla venderebbe l'anima al diavolo. La cosa terribile è che mentre lui galleggia la Sicilia affonda, conclude l'ex candidato grillino alla presidenza della regione. Immediata è stata la replica dei diretti interessati. Il deputato di Area Popolare, che è il gruppo che adesso comprende NCD e UDC, Vincenzo Garofalo, controbatte: non ci sarà un esponente del nuovo centrodestra nella giunta Crocetta. Di questo governo non condividiamo né abbiamo mai condiviso la linea politica né quella amministrativa, come dimostrano 2 anni di scontri aperti. Nel nostro ruolo di opposizione attenta e responsabile appoggeremo qualunque proposta dovesse apparirci utile e vantaggiosa per la Sicilia e per i siciliani. Questo è il massimo che possiamo concedere a un governatore che ha scritto e sta continuando a scrivere una delle pagine peggiori della storia politica e amministrativa della Sicilia. E il senatore di Area Popolare, Bruno Mancuso, chiarisce il concetto. Intendiamo offrire una collaborazione parlamentare utile a appoggiare riforme necessarie ad evitare un definitivo affossamento della nostra regione, ma questa è altra cosa rispetto a un ingresso a pieno titolo dell'NCD nell'alleanza di governo che difficilmente verrebbe compreso dai cittadini siciliani che ci hanno votato proprio perché alternativi e distanti dalle idee e dai metodi della dottrina crocettiana. Questa la sintesi del dibattito fra i due schieramenti. Il resto lo vedremo nelle prossime settimane.